Salve ragazzi, bentrovati in una nuova puntata di Salotto Siciliano. Oggi è una puntata abbastanza importante, possiamo dire. Intervisteremo abbastanza speciale. il primo cittadino, così chiamato appunto, di Noto, ovvero il sindaco Corrado Bonfanti. Salve a tutti, grazie dell'ospitalità in questo vostro salotto. Facciamo quello che possiamo. Come ne è sembrato questo salotto? No, innanzitutto il luogo mi è sembrato molto bello. Molto datato, espressione della storia, espressione della storia del nostro centro urbano storico, gli antichi dammusi come si suol dire, e poi recupero ovviamente quindi riciclo di arredamento vintage fine anni 60 inizio anni 70. Mi sembra un ambiente molto accogliente. E quindi non solo siamo dei radicati alle tradizioni, ma anche ecologisti. Assolutamente sì. Con anche chiaro. Noi ricicliamo, tutto fatto a costo zero sta cosa. È importante. E questo è un ottimo sprint per tutti i ragazzi, secondo me. Oltre, comunque, per cominciare a parlare di quello di cui cominceremo a parlare oggi con il sindaco, una cosa che ci è venuta subito in mente con Roberto quando abbiamo parlato di questa intervista è stato il matrimonio della Ferragni. Cioè, come mai la Ferragni ha scelto Noto fra tantissimi posti che le erano disponibili sicuramente a questo grandissimo matrimonio, ha scelto proprio Noto? Ma innanzitutto devo dire, la premessa mi ha dato il senso della espressione di una condizione ambientale che mi lascia parlare a ruota libera. Anche la vostra presenza, siete giovani, parlavamo anche prima dell'inizio della trasmissione, quando io iniziai questa mia avventura da amministratore. Eravate ragazzi di scuola elementare, forse, no? Elementare. Per cui è indubbio che tante cose vi sono sfuggite, tante altre oggi attenti osservatori state cercando di recuperare. Partiamo dal presupposto che la città è stata sempre una città molto importante. È chiaro, lo dice l'architettura, lo dicono le grandi potenzialità sotto tantissimi punti di vista, i siti archeologici, naturalistici, la costa, insomma è stata sempre una grande realtà nel panorama italiano. Anche storicamente parlando, ci sono stati momenti più importanti, altri meno. Ci sono state situazioni particolarmente tristi legati ad uno stato di abbandono dei nostri palazzi, ad uno stato di abbandono del nostro centro storico, e ovviamente poi ci sono state delle fasi successive, principalmente post terremoto del 1990, che hanno, con la presenza di tutta una serie di risorse finanziarie, dato lustro e riportato alla luce tutta la bellezza del nostro centro storico. Per cui da là è partita una fase importante che ha visto più amministrazioni. Qua non stiamo come si suol dire, facendo un'operazione autoreferenziale o portando la discussione a quello che possono essere gli ultimi 10 anni. Ciascuno delle amministrazioni negli ultimi 30 anni ha cercato e ha contribuito alla crescita, chi più, chi meno, chi in una direzione, chi con un programma ben preciso, chi per caso e quant'altro, alla crescita di questa realtà. La domanda, ci arriviamo, perfetto. La domanda è quella che forse ritengo io, come amministratore degli ultimi 10 anni, noi abbiamo fortemente incentrato la nostra attività su quella che sono state tutta una serie di iniziative che hanno portato la visibilità della nostra città e del nostro territorio da una visibilità regionale e nazionale ad una visibilità internazionale. Lo abbiamo fatto inventandoci per esempio la nostra manifestazione più importante, che è l'Infiorata, come evento internazionale di condivisione di particolari processi, quindi di tradizioni, di cultura, non solo ospitare qualcuno, ma conoscere del paese ospite le tradizioni, la storia, cercare di intavolare con le ambasciate, con fare uno scambio culturale.
perfetto, con gli istituti di cultura all'estero, cioè abbiamo avviato processi che poi sono risultati virtuosi, perché l'era del web, della possibilità che attraverso il web si raggiungessero tantissimi soggetti, milioni di soggetti in tutto il mondo, la possibilità di ospitare non è scontato, stranieri. Non è scontato che uno della sua età, non perché voglio dire una cosa, però comunque è vero, cioè, ma questo sta nella storia, sta nella realtà delle cose che abbiamo fatto, cioè sta nella idea progettuale che era sfruttare, dico, l'internet non certo, era una cosa tanto scontata. Ma io vi dico, ma guardate, io vi racconto solo un piccolo aneddoto che sembra, se io ve lo dico sembra preistoria, però in realtà è inconfutabile. Quando io ho messo il primo giorno piede dentro l'ente comune di Noto, in questa azienda pubblica, non c'era la posta elettronica. Non c'era la posta elettronica. Ed era il 2009. Ed era il 2011. Ed era il giugno del 2011 dove non esisteva la posta elettronica. Oggi siamo nella fase più avanzata della digitalizzazione, siamo nella fase più avanzata degli strumenti che portano l'ente a servizio del cittadino da casa, direttamente, con sistemi veramente avanzati. Ma anche tutto il lato social. Ma al di là del lato social, che magari è l'aspetto che abbiamo curato molto, ma che comunque è nelle corde di tutti gli enti, ormai tutti i comuni, tutte le amministrazioni pubbliche su questo punto di vista hanno investito e hanno realizzato piattaforme importanti. Ma noi l'abbiamo fatto con tutta una serie di aspetti che hanno velocizzato i processi di trasferimento delle notizie alla città, ai cittadini, e la possibilità che i cittadini hanno potuto e hanno in questo momento di interloquire direttamente da casa con l'amministrazione e con i servizi che l'amministrazione può erogare. Ecco, quindi non c'era la posta elettronica. Quindi tutto ciò che abbiamo fatto in questo periodo fino ad oggi è un processo che ho seguito direttamente e che ovviamente abbiamo portato a livelli elevatissimi di smart city. Torniamo al discorso della visibilità internazionale. È chiaro che investendo su questo processo di visibilità internazionale siamo stati pian piano meta di ospiti importanti, di ospiti famosi, di capi di Stato, di attori, di registi, di modelle e quant'altro. Tanti film fatti con la Film Commission. A ottobre, fra poco, vedremo Cyrano de Bergerac. Che quello secondo me sarà una grandissima pubblicità per noi. Sarà un'ulteriore grande cassa di risonanza per la nostra città. Quindi tutta una serie di investimenti che ci hanno portato attraverso il web ad avere una grande visibilità. Il resto l'ha fatto la città, perché quando la gente è arrivata qui a Noto si è innamorata di un contesto mozzafiato, di un aspetto assolutamente dirompente, e là molto onestamente le amministrazioni fanno poco. E qua la realtà è questa, non è che c'è niente da inventarsi. Comunque tu la cosa che devi fare è cercare di attrarre le persone, e sotto questo punto di vista ci siamo riusciti. Poi possiamo commentare se siamo riusciti o potevamo prevedere che poi questa grande risonanza della città avesse portato milioni di turisti e noi non essere pronti a dargli tutti i servizi. Questo è un altro aspetto, possiamo affrontare, e io spero che chi venga dopo di noi possa fare la seconda parte, perché la cosa bella è la continuità amministrativa, no? Se c'è un progetto di città turistica, magari una prima amministrazione fa una parte, che è quella di far arrivare i turisti, la seconda è anche di dare alcuni servizi, la seconda la completa, la rimodella, la risistema, la adegua a quella che è stata l'esperienza. È come se noi avessimo fatto il grosso della costruzione e qualcuno lo può modellare. Questa visibilità la Fedez e la Ferragni hanno, la Ferragni secondo me, perché è partita dalla Ferragni, e questo me l'ha detto ovviamente anche la mamma, la Ferragni ha trascorso qualche giorno qua, si è innamorata di questi luoghi, ha deciso, e noi dalla nostra parte non ci abbiamo messo nient'altro che facilitare l'organizzazione dell'evento, perché abbiamo fatto in modo che il crew, il gruppo organizzativo della Ferragni avesse tutti quei supporti che siamo stati sempre in grado di dare a chi voleva, tra virgolette, utilizzare, sfruttare il blasone della nostra città e la bellezza della nostra città per realizzare quelli che sono i propri sogni. Ma io la cosa che mi chiedo è
io so che si può scegliere il cerimoniere, cioè uno può nominare un cerimoniere che non deve essere per forza il sindaco. Perché hanno scelto lei? Io quando ho visto le storie, le foto, ci arrestai. Cioè, ci sono rimasto sconvolto perché non mi aspettavo una mossa da parte di Chiara e Federico del genere. Ma non mi aspettavo neppure io, però devo dire che sono stati molto carini a magari ringraziare il comune di Noto attraverso la richiesta che celebrasse il rito civile il sindaco della città nel momento in cui la città li ha accolti a braccia aperte, nel momento in cui la città ha messo a disposizione dei luoghi stupendi come la loggia del mercato, dove hanno fatto l'addio al celibato, definiamolo in questo modo, e dove la città ha attraverso Palazzo Nicolaci, nella parte di via Nicolaci, organizzato l'accoglienza, se vi ricordate, con un bozzetto creato dalla nostra associazione Pedali d'Arte, Lucio Pintaldi, che ha col suo gruppo Cettina Lauretti, tutti coloro i quali hanno lavorato per creare quel bozzetto, che è stato un momento di accoglienza. Cioè, quando le persone si sentono accolte, si sentono a casa, si sentono, come dire, trattate in maniera così affettuosa, sicuramente da là sarà scattata la molla di dire ci fa piacere che sia il sindaco della città ad essere il nostro chi celebra il matrimonio civile. Ecco la storia di Ferragni, che poi ha portato, perché hanno fatto un film, e ovviamente tu lo sai, Chiara Ferragni Unposted, che è andato in tutte le sale cinematografiche in tutta Italia, e questo ha determinato un ulteriore processo. Tanti amici in Sicilia, eccetera, quando mi hanno presentato le loro figlie, mi presentavano alle figlie dicendo: sai, lui è il sindaco di Noto e chi è quello che ha sposato Fedez e Chiara Ferragni. Io, abitando a Roma, tutte le persone che non conoscevano Noto, ed è raro che trovo qualcuno che non conosca Noto ormai, io dicevo dove si sono sposati Fedez e la Ferragni, e loro subito individuavano il posto, quindi o uno o l'altro sempre riuscivamo a capire dove eravamo. Siamo fieri sicuramente di questo. Mentre stava parlando, però, io riflettevo su altro e dicevo, anche la questione lei che ha toccato del turismo, per molte persone che arrivano e vanno a un attimo rendere difficile cioè la vivibilità e anche la fruibilità delle strade stesse, dei servizi. Ma qual è in 10 anni la cosa che non è riuscito a fare? Cioè o comunque un errore della sua amministrazione? Ma errori ce ne sono tanti. Chi lavora come ho lavorato io 10 anni è chiaro che ne avrà fatti di errori, però alcuni che sono legati, che possono essere presi in considerazione come incapacità di risolvere una problematica. Molto spesso sono aspetti più legati ad iniziative che non può fare un ente, o non dovrebbe fare un ente. Per esempio, una delle cose che mi contestano molto è quella di non aver realizzato un sistema di parcheggi, no? Però per esempio nessuno sa che io sono stato come dire artefice in termini di facilitatore, in termini anche di elemento diciamo di indirizzo nella realizzazione dei 2 parcheggi che ci sono in via Cavour, che abbiamo realizzato un terzo parcheggio che è nella zona dietro, nei paraggi della zona del supermercato diciamo Sessa, proprio all'ingresso della città, dove abbiamo realizzato un altro parcheggio abbastanza grande, poco utilizzato, e che secondo me un parcheggio tipo parcheggio Catania di Taormina, per fare un'idea, per dare un'idea, è un parcheggio che secondo me dovrebbe avere diciamo una sua realizzazione attraverso quello che tecnicamente si chiama un progetto di finanza. A Taormina ce ne sono 2, anche il Lumbi il Lumbi è questo sotto, quello diciamo multipiano che molti diciamo indicano come la soluzione ai parcheggi della nostra città, è ovviamente un multipiano. Però questa iniziativa secondo me è un'iniziativa più dei privati, e il discorso che si diceva prima
della possibilità che venisse realizzato alle spalle della statua di San Corrado. Anche questa è una discussione che è stata molto accesa in questi ultimi anni. Secondo me ha poco senso, perché la realtà fondamentale è quella di realizzare un parcheggio, ripeto, col sistema del progetto di finanza. Ci sono i privati che investono i privati costerebbe sì, ma i privati poi hanno il ritorno, hanno la gestione, quindi hanno il ritorno, ma bisognerebbe realizzarlo in luoghi fuori dalla città. Ma non so, ma come fai a realizzare un parcheggio? Un parcheggio con un sistema di navette, come hanno fatto? No, con un sistema di navette, perché ovviamente noi dobbiamo fare in modo. Allora, la gente si lamenta del fatto che si intasano le strade, e principalmente si intasano le strade di accesso alla città, e questo è anche vero. Poi magari ci sono grandi città tipo Siracusa, che è una grande città, nel momento in cui c'è grande traffico si formano quasi quotidianamente 3 chilometri di fila, e magari il problema non viene sollevato. Ma è chiaro che l'aspetto fondamentale è quello di creare una realtà di parcheggi che non sia all'interno del centro urbano, perché il centro urbano deve essere utilizzato per i cittadini, per i residenti, e poter dare ai turisti la possibilità, con un sistema di navette, di poter parcheggiare fuori dalle mura, ma con un'organizzazione che non può essere un'organizzazione sempre gestita dal comune, deve essere un'organizzazione gestita dai privati, che ci mettono fondi, che hanno un guadagno, che danno posti di lavoro, che danno occupazione e che danno servizi. Questa è una realtà importante, per cui se una cosa che non sono riuscito a fare, di realizzare una struttura importante come questa. Però devo essere anche molto sincero, la crescita esponenziale delle presenze turistiche, non parliamo poi di quest'anno in cui la gente è impazzita, ma definiamo in senso positivo ovviamente impazzita come desiderio e come voglia di evadere. Quindi abbiamo avuto un boom che mi aspettavo per il 2022 e non per il 2021. Però voglio dire, al di là di questa realtà, noi abbiamo avuto sempre un crescendo, cioè non soffriamo dal 2011 al 2014, soffriamo un po' più dal 2016 in poi come flussi che intasano fortemente. Quindi abbiamo avuto una crescita man mano esponenziale, oggi la consolidiamo, chi verrà dopo dovrà risolvere questo problema, quindi lo dovrà risolvere, se vogliamo strumentalizzare, risolvere un problema che è stata una mia mancanza. Se vogliamo contestualizzare al momento storico, bisogna che continui a realizzare cose per la città che abbiano un senso, e questo ha perfettamente un senso, ma non dentro la città, ma fuori la città. E quindi questa è una infrastruttura di grande importanza, e io spero la realizzino. Ho una domanda molto secca. Quando hai deciso di fare il sindaco? Ma non è difficile la risposta, perché devo dire, io ho avuto diverse esperienze, e rispetto a tanti che non mi conoscono, magari può sembrare velleitario presentarsi un giorno nel lontano anno 2011, ma siamo partiti qualche mese prima, quindi già nel 2010, presentarsi alla comunità come un soggetto che non aveva fatto mai politica. Perché io non avevo fatto politica, non sono mai stato consigliere comunale. C'era Raffaele Leone alle elezioni. No, prima, nelle elezioni precedenti, io avevo contribuito nel senso organizzativo e anche di vicinanza alle elezioni del sindaco Valvo, e avevo poi iniziato ad appassionarmi alla politica, e quando si è presentata l'occasione delle nuove elezioni ho voluto dire la mia, partendo dal basso, confrontandomi con tutti, costruendo una coalizione, essendo uno dei candidati della coalizione, e poi terminando per essere quello scelto per poter correre a sindaco. Per cui voglio dire, ho fatto tutta una serie di trafila propedeutica, ma per un discorso fondamentale, che è quello di un amore per questa città, e l'ho dimostrato magari con la mia incapacità, ma l'ho dimostrato lavorando 10 ore al giorno, lavorando continuamente, essendo sempre presente sul pezzo, facendo tante cose che evidentemente sono davanti agli occhi di tutti, ma qualcuno fa finta di non vedere, e non facendone altre, perché è chiaro che non ne ho fatte altre. Però, ripeto, io intendo la politica come una cosa che ha un senso nel momento in cui la gente sa cosa tu vuoi fare. E quando io salì su quel palco, una delle prime volte, dissi di che cosa volevo fare di questa città, che avrei voluto fare una città turistica, che avrei voluto investire in cultura, che avrei voluto internazionalizzare l'Infiorata, che avrei voluto fare tutta una serie di cose che poi sono riuscito a fare. Io ancora oggi
per chi verrà dopo, a cui auguro ogni bene, non ho capito cosa vuole fare di questa città, perché non ho capito se va bene il turismo o non va bene il turismo, se bisogna mandare la gente di ritorno a casa o se bisogna investire aggiustando qualcosa o non aggiustando niente, se si condividono i processi di carattere culturale che hanno visto la presenza di personaggi di grande spessore o non si condividono. Cioè io vorrei capire da cittadino domani che deve votare, Sì. quale amministrazione devo votare, cioè che amministrazione voglio votare io domani, e non dico quella che voto per non fare politica in questo momento, perché mi rendo conto che dobbiamo affrontare in questa fase, vista anche la presenza di giovani e di tanti giovani che vedono la trasmissione in maniera settica, quindi non sono qua a fare la campagna elettorale nei confronti di qualcuno, però io voglio dire, mi metto nelle condizioni di non essere più l'attore protagonista e sono uno spettatore e siamo in una multisala, arriviamo in questa multisala e ci sono 6 sale e 6 film. Di quale film mi devo innamorare? Quale film devo andare a vedere? In quale sala devo entrare? Quale biglietto devo pagare? No, è giusta questa preoccupazione. Io voglio capire chi mi deve guidare domani. Io sarò un cittadino diverso da chi oggi è candidato, perché io sarò un cittadino e amerò la mia amministrazione, cioè nel senso che dirò le cose che mi piacciono e dirò anche le cose che non mi piacciono, ma lo dirò in maniera diversa, non lo dirò con superficialità sicuramente no. Non con superficialità, perché ovviamente sono stato un addetto ai lavori e conosco la macchina amministrativa anche abbastanza bene, però voglio dire, lo dirò con quel senso critico costruttivo, non lo dirò con quelle carte non firmate che vanno in uffici provinciali siracusani che non hanno niente a che fare con la politica, perché vedete ragazzi, la politica è qualcosa non di sporco come qualcuno dice, la politica è qualcosa di straordinariamente bello. Se poi noi la vogliamo fare diventare sporca, se noi per non voler bene l'amministratore o volerlo a tutti i costi male lo denunciamo un giorno sì un giorno no, beh è chiaro che quella è una politica che non funziona. Poi sì, è chiaro che quella è un atteggiamento che è diretto a danneggiare l'uomo, a danneggiare la persona, non è diretto a danneggiare il politico, a danneggiare chi governa. Anche l'ultimo caso di cui parlavamo, che è quello che ha avuto la sua massima espressione in questa diatriba con la signora Lucarelli, è un ulteriore, secondo me, con cui noi abbiamo parlato noi di Salotto. Mi fa piacere che ne avete parlato, perché la cosa che a me dà fastidio, la cosa che a me dà fastidio, Roberto, è solamente una. Noi non abbiamo mai messo la testa da siciliani e da netini, non abbiamo mai messo la testa sotto la sabbia. No. Noi siamo stati fatti passare dalla signora Lucarelli come coloro i quali fanno finta di non vedere, basta che non se ne parli. Noi parliamo ci sono chili, vagonate di articoli di giornale che denunciano questa situazione, ci sono state diverse attività di controllo, tutte certificate, ci sono state decine e decine, anche centinaia, perché siamo arrivate 500 multe sollevate, 10 denunce alla procura. Sono state installate le videocamere. Sono state installate delle videocamere, quindi nessuno. Poi qualcuno mi può dire: senti sindaco, hai potuto fare quello che hai fatto, ma non hai risolto il problema. Questa è un'altra grande responsabilità, questa è un'altra grande cosa che mi porto dietro, ma cerchiamo di capire come è possibile. Allora, ritornando alle multisala, fatemi capire come si può risolvere il problema, perché oggi io sono quello crocifisso. Sono crocifisso perché non sono riuscito a risolvere il problema. Allora io voglio votare qualcuno che mi dica come si risolve il problema, con quale velocità si risolve, con quali strumenti si risolve, perché altrimenti se mi dice che non si può risolvere, io posso dire: è difficile risolverlo, è un problema culturale, ci vogliono degli anni, bisogna costruire attraverso la scuola e la formazione dei ragazzi, mettiamoci tutti di buona lena. Gli esempi che avete fatto voi di andare a fare della raccolta straordinaria, come tanti altri concittadini che hanno fatto nel tempo, è un elemento fondamentale. Vale molto di più quell'attività, che sicuramente dà il senso a qualcuno che comunque un sentimento all'interno ce l'ha, perché non pensate che siamo tutti superficiali. No. Poi c'è qualcuno con sentimento ce l'ha, dice: ma guarda sti ragazzi che dimostrazioni ci hanno dato di dignità, di serietà, di civiltà. E allora qualcuno si ravvede, e se da quel segnale, da questa vostra attività, uno solo ha rivisto la sua posizione, già abbiamo fatto una grande cosa. Quindi vorrei capire come e quale film voglio vedere, che tipo di città volete.
turismo sì, turismo no, cultura sì, cultura no, locali sì, locali no, giovani sì, giovani no. giovani sì, giovani no, Quello è pure rifiuti sì, rifiuti no. Vedete, io penso molto onestamente, sarà inadeguato, sarà che abbiamo sbagliato. Io penso che il nostro contratto era scritto per la raccolta dei rifiuti, era scritto per una delle migliori città evolute al mondo. Perché prendere il rifiuto davanti casa differenziato è un elemento di grandissima civiltà. Noi siamo stati i primi in Sicilia. Noi siamo stati i primi in Sicilia, siamo ancora oggi tra i migliori in Italia, ma come impostazione. Qualcuno mi diceva, ma perché non rimetti i cassonetti? E io gli ho mandato le foto delle isole ecologiche. Le isole ecologiche, un'isola ecologica, sono 6 cassonetti messi all'interno, ognuno con la sua specificità. Andate a vedere qualche isola ecologica, una l'hanno anche bruciata e vandalizzata, le altre hanno tutti i rifiuti messi fuori dall'isola ecologica che rappresentano una vera e propria discarica. Quindi non è un problema di creare la possibilità, date a tutti i mastelli, ma diamo a tutti i mastelli se sono soggetti che sono conosciuti dalla nostra amministrazione e sono iscritti nella Tari. Ora noi a quelli li abbiamo dati, e non pensate che qualcuno dice voi non fate controlli, non sapete la gente che non è iscritta e che evade la tassa. E non è questo. Io mi chiedevo, ma non c'è un organo di controllo per ma non è cose? questo, ma non è questo. Io vi spiego molto onestamente e faccio capire ai nostri ascoltatori come funziona il sistema, perché ci potrebbe essere, questo sì, ci potrebbe essere questo dammuso, che è un dammuso oggi trasformato in B&B, che paga come dammuso e non paga come B&B. Questa piccola, diciamo, evasione è possibile riscontrarla, c'è tanto da lavorare e c'è tanto da trovare nell'ambito della nostra città e del nostro territorio in termini di capacità di rintracciare chi paga una tassa, paga o non paga, adesso specifichiamo, rispetto al valore, rispetto al parametro che avrebbe dovuto pagare. Sì. Ma il problema non è questo. Il problema è che la gente è convinta fino a qualche giorno fa, perché da qua in poi penso che non lo sia più, appena parte dal 1° settembre sono state sbloccate le cartelle settoriali, c'è stato il blocco per il Covid, 2 anni, per cui non c'è stata possibilità di rintracciare chi non ha pagato la Tari e quindi farlo pagare in maniera coattiva. Quindi dal 1° settembre si è sbloccata questa cosa. Noi abbiamo dato mandato ad una società di riscossione dei crediti, perché la gente che non paga non è perché non è conosciuta dall'ente, non paga perché gli è arrivata la comunicazione della Tari, non gli è arrivata con una raccomandata, per cui per la posta ordinaria è considerata carta straccia, quindi l'hanno buttata. Sono stati iscritti nei 5 anni al ruolo. Il ruolo ovviamente è stato trasferito alle società di riscossione. Nel momento in cui sono state bloccate le società, ovviamente uno dice l'ho fatta franca, ma non la farà franca, perché pagherà i 5 anni precedenti, pagherà gli interessi, pagherà tutte le sanzioni e le more, perché noi, stufi di questo sistema, abbiamo ingaggiato una società di riscossione coattiva che chiamerà tutti a casa e gli farà capire che non sono stati furbi, sono stati stupidi. Io lo spero. Sono il 52% della popolazione. Il 52% o il 50% della popolazione non è non conosciuta. È quello che dicono la gente. È conosciuta ma non paga. C'è 13.000, no, più di 13. È conosciuta, no, perché ovviamente la popolazione, voi sapete, sono intorno ai 24.000. Sì. I nuclei sono intorno ai 13.000. Poi ci sono utenze domestiche e utenze non domestiche, quindi ci sono le attività commerciali e le singole famiglie. Paradossalmente, non tanto, le unità, le utenze non domestiche commerciali pagano di più rispetto alle in percentuale rispetto alle domestiche, ma la formazione del soggetto, dell'utente, è quella mentale di dire io la sto facendo franca, invece non l'ha fatta franca e non la farà franca. Ora, facendo un attimo, avevamo anche una domanda da fare con Roberto. Vabbè, prima facciamo questo, facciamo così. No, perché mi era venuta in mente una domanda mentre lei parlava del suo primo comizio. Parliamo qua a voglia di domande. Allora, c'è questa domanda. Perché lei o comunque la sua amministrazione non ha mai invitato un artista
che fosse seguito da tanti artisti. Cioè da tanti ragazzi, scusi. Perché comunque sono venuti tanti artisti, anche di grosso calibro. Però un artista che fosse alla portata di tutti i ragazzi di Noto non c'è mai stato. Beh, questo ovviamente, se tu lo dici, penso che sia la realtà. Dirti il perché delle cose non ti saprei rispondere. Spero che chi verrà dopo porterà un artista, ma porterà l'artista. Cioè, io spero che chi verrà dopo porterà l'artista che magari è seguito e amato dai giovani, ma porterà l'artista. Perché vedete, queste osservazioni sono osservazioni, secondo me, molto interessanti, perché molto spesso chi amministra è preso da tantissime preoccupazioni ed è chiaro che non può essere stratega in tutte le direzioni. In questo è collaborato anche dagli assessori, è collaborato dall'altra parte dell'amministrazione. Se mi avessero proposto: sindaco, facciamo questa iniziativa di 5 giorni con quest'artista che è fenomenale e seguito dai ragazzi, io avrei detto 100 volte sì. Non mi è stato proposto, non l'abbiamo fatto, speriamo che lo facciano gli altri, ma se lo fanno gli altri significa che si sta continuando sul filone dell'investimento in cultura, e allora io sono contento, e allora vado a vedere quel film in quella multisala. Bisogna comprendere però, perché io non l'ho capito finora, non so se l'avete capito voi ragazzi. No. Se qualcuno me lo sa spiegare, io non ho capito ancora in quale multisala devo entrare e quale film andarmi a vedere, quindi se qualcuno me lo spiega io ne sarei anche convintissimo, e poi nel momento in cui mi spiega il film mi spiega con quale risorse e con quale tecniche lo vuole girare. Allora, è chiaro, no? Se uno vuole fare, io voglio fare un film che parla ovviamente di battaglia navale, io gli voglio dire dove è il mare e dove sono le navi. allora c'è anche da dire che io, lavorando a stretto contatto con l'amministrazione ormai da 2 anni, mi sono reso conto che molte volte c'è questa carenza da parte dei ragazzi, e non esiste una vera e propria gioventù attiva. O forse noi con Salotto, con questa manifestazione che abbiamo fatto, siamo la nascita della nuova gioventù attiva di Noto. Ma io tutte le idee che mi sono passate in mente, anche quella della raccolta, in qualche modo il comune ci è venuto incontro. Quindi secondo me anche Abbiamo perché fatto- nessuno si è proposto. Ah sì, ma su questo, ma allora, perché siamo convinti? Intanto siamo convinti che tutti i problemi sono del sindaco e che deve risolverli il sindaco. A proposito, le dobbiamo dire questa cosa per forza. Nel video della raccolta rifiuti c'è uno che c'è scritto: il comune dovrebbe pagarvi. No, Stavo aspettando. Guarda, molto onestamente, io mi stavo dicendo una cosa che è collegata a questo. Perché per esempio non molti sanno, alcuni partecipano e lo sanno, ma molti giovani non sanno che noi ogni anno abbiamo l'obbligo di fare dei bandi come democrazia partecipata. Mettiamo dei soldini, sono 10-15 mila euro, sono soldini, e questi soldini sono destinati alla comunità di giovani, meno giovani, ma molti sono i giovani che li presentano, per iniziative che vengono finanziate. Ma è un dovere dell'amministrazione, che se non fa è multata dalla regione. Per cui esistono questi bandi, quindi i giovani dovrebbero anche leggere cosa è possibile fare, perché evidentemente molti non lo sanno, non lo conoscono. Per esempio, voi avete questa realtà importante, potreste essere domani i soggetti che partecipano a democrazia partecipata chiedendo di fare un progetto di informazione su alcuni temi. Così come molte volte è chiaro che si verificano situazioni e opportunità che molti non conoscono, o moltissimi affrontano temi, dicono la loro su argomenti che non conoscono, su argomenti che non studiano, su argomenti che sono opinione personale che ognuno di noi può dire, ma poi uno vede una partita di calcio, non conosce il calcio e dice: ma se fossero 12 giocatori non sarebbe meglio, non si giocherebbe meglio, invece di 2 punte facciamo 3 punte e si attacca meglio. Allora uno dice: beh, effettivamente sì, hai ragione tu, hai ragione. Viene uno stupido e dice: guarda, scusa, non è possibile, perché i giocatori in campo devono essere 11. Allora, è questo, è la mancanza di conoscenza, è l'ignoranza nel senso bello del termine, di ignorare
che non è suffragata dalla volontà di apprendere, di conoscere. È la sindrome da Facebook, È di una semplicità, quindi andiamo tutti dietro ad una discussione. Io molte la sindrome di tutto sul nodo. Roberto, io molte risposte, molto onestamente, molte risposte non le do perché ho un ruolo istituzionale, devo tenere certo. un certo equilibrio, Assolutamente. ma molte risposte non sono, ma molte cose che io leggo sui social e li leggo personalmente non sono commentabili. Ma non sono commentabili non quando si dicono delle stupidaggini, delle inesattezze o si suppone qualcosa, ma perché non c'è un argomento a dire guarda che non è come stai dicendo. Io sono tu rimasto e sconvolto quant'altro. dal post che ha fatto sulla Lucarelli, che ha fatto 8.000 commenti. Cioè numeri pazzeschi. Ha fatto più di 10.000, più di 10.000 commenti. Più di 10 sono forse Reazioni. 8.000 commenti, 10.000 reazioni come like, sì. ma ripeto ancora una volta, io premesso che devo essere molto sincero, con la Lucarelli con la Lucarelli ci siamo sentiti il venerdì mattina. La Lucarelli non aveva fatto neanche il post, poi l'ha fatto il sabato pomeriggio e non abbiamo parlato di rifiuti, abbiamo parlato solamente di luce e abbiamo parlato di quale strumento noi adottavamo per la raccolta dei rifiuti e io gli ho spiegato il porta a porta. Quindi questo è l'argomento che io ho trattato con la Lucarelli. Quindi nella Lucarelli mi ha detto che avrebbe fatto un post, che è nella sua legittimità di farlo, fa questo lavoro e né io ho chiesto altro, per cui non capisco il motivo per cui avrei dovuto invitare a cena la Lucarelli non come atto di cortesia e di galanteria per ovviamente il fastidio che aveva subito, che come è stato fatto passare come una sorta di come dire di evitare di conquistare la simpatia per nascondere il fatto che potesse pubblicare qualcosa. Non è nel mio carattere ed è stata fatta passare questo concetto sbagliato, totalmente sbagliato. E l'altro concetto totalmente sbagliato, e mi dispiace che tanti siciliani hanno condiviso, che noi non abbiamo mai messo, nessuno dei miei concittadini, non parlo dell'amministrazione, non parlo del sottoscritto, nessuno dei miei concittadini di maggioranza, di opposizione, di governo, non di governo, ha mai sottaciuto il problema dei rifiuti. Ha sempre detto che è un problema grave, ha sempre detto che è un problema che una città come la nostra non si può, non deve accadere, non è possibile che si verifichi in una città turistica come la nostra, ma mai ha fatto finta che non esistesse il problema. Anzi, negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, c'è un profilo che è assolutamente quotidianamente sul pezzo, che continua a pubblicare tutta una serie di foto sui rifiuti e tante persone che parlano di rifiuti e tanti articoli di giornale e tanti interventi, per cui siamo passati per coloro i quali sono sui rifiuti omertosi o su tutte le cose che non vanno in Sicilia siamo omertosi e parliamo solo delle cose belle. Sbagliato. E quindi non sbagliato solo per i miei concittadini che hanno condiviso, sbagliato per tutti i siciliani. La raccolta rifiuti è uno schiaffo che gli diamo per tutti i siciliani. Non è vero che abbiamo messo la testa sotto la sabbia o facciamo finta di niente, perché l'abbiamo denunciata, e questo è il primo elemento, e l'altro far passare chi ha cortesia e galanteria come qualcuno che vuole comprare il silenzio mi sembra proprio esagerato. Comunque comprare il silenzio con una cena molto esagerato. Allora, detto questo, ho l'ultima domanda e poi chiudiamo. Rispetto il pensiero degli altri e rispetto anche quello della Lucarelli. Lei prima, usando l'immaginario, no, che ha usato dei multisala, quando era lei a fare il multisala, quando era lei a progettare il film, cosa ha detto che poi non è riuscito a concludere? Che poi non è riuscita a dare, a concludere, cioè non è riuscito a mantenere quella promessa che aveva dato ai suoi dopo lettori. ne faccio io. Ho molto chiara la risposta, perché da diversi mesi questa risposta mi balena in testa. Sì. È come quando tu realizzi un bellissimo film con una bella trama, con delle scene anche particolarmente belle, particolarmente curate, poi termini il film in quel momento, non puoi rimetterci più mano perché è stato dato alla distribuzione e forse avresti voluto cambiare il finale. L'avresti voluto un po' diverso rispetto a quello che, ahimè,
poi è l'attuale finale. Cioè, penso che il lavoro di 10 anni, e come è stato fatto con grande senso di 10 responsabilità, anni è una pandemia. 10 anni è una grande pandemia, è il momento storico più difficile dal dopoguerra ad oggi, il momento storico più difficile dal dopoguerra ad oggi è una pandemia. Per come io ho lavorato, per l'impegno che ho messo, mi sarei aspettato un finale diverso. Per cui un film bellissimo con un finale che non mi piace è sicuramente qualcosa che lascia l'amaro in bocca. Per cui è chiaro che è il finale che non mi piace, ma lo accetto e spero che per tutta la durata del film la gente si sia divertita. Sì. Ma com'è stata la gestione della pandemia, soprattutto all'inizio? Ma anche questo è un aspetto molto importante. Non mi avete mai sentito parlare di pandemia nella specificità delle cose che abbiamo fatto, No. perché penso che siano stati momenti difficili in cui per tutti, in cui siamo stati vicini a tanta gente, a tantissima gente disperata sotto tutti i punti di vista, Sì. perché isolata, perché stava male, perché evidentemente non aveva notizie, non li poteva avere, aveva gli affetti lontano, non era confortata. E noi siamo stati vicini a questa gente, l'abbiamo assistita, l'abbiamo supportata, l'abbiamo coccolata quotidianamente, non gli abbiamo fatto mancare niente. E voi non avete visto un trafiletto, non avete visto una comunicazione in questa direzione. Io quotidianamente sentivo tutti al telefono, quotidianamente per coloro i quali erano ricoverati portavo le notizie ai familiari a casa, quotidianamente impegnavo la Protezione Civile e la Croce Rossa per andare nelle case dei soggetti in quarantena a portare i rifornimenti alimentari, a portare tutte le esigenze, a portare i medicinali. Noi abbiamo gestito insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana e ai volontari della Protezione Civile, abbiamo gestito una pandemia in maniera esemplare. In maniera esemplare. Io mi ricordo. E questo non lo dice nessuno. Abbiamo veramente gestito in maniera esemplare e con una grande umanità. Sì. Però queste sono di quelle cose per cui noi ci dobbiamo vergognare. Le cose belle che abbiamo ci dobbiamo vergognare. Dobbiamo evidenziare le cose brutte che abbiamo, perché le cose brutte che abbiamo ci mettono nelle condizioni di trovare tutta una serie di gente che te li condivide, tutta una serie di gente che ci mette il suo, che effettivamente molto spesso corrisponde alla realtà. Ma a me piacerebbe che si potesse parlare contemporaneamente delle cose belle e delle cose cattive. Scriveva in un post, in tutti questi post che ho letto, specialmente quando è successo il fenomeno della Lucarelli, scriveva un signore e mi è rimasta impressa sta cosa. Dice: io mi ricordo quando sono andato in visita al Cairo, sono andato a visitare una moschea straordinaria, e per andare a visitare la moschea ho attraversato una strada dove c'erano a terra tutta una serie di carcasse di mucche morte. Okay. Quando sono tornato a casa non mi sono portato a casa le carcasse delle mucche morte, mi sono portato la bellezza di quella moschea che sono andato a visitare. Allora bisogna capire con quali occhi guardiamo. Se guardiamo con gli occhi della bellezza, della predisposizione d'animo, della serenità d'animo, ci portiamo a casa la bellezza. Se guardiamo e oggi dopo la pandemia, dopo i primi 3 mesi dove tutto il mondo si voleva per bene, adesso siamo tutti l'uno contro l'altro, siamo tutti incazzati. Vero. Siamo tutti straordinariamente nervosi. Allora se guardiamo con questo stato d'animo agitato, nervoso, pretestuoso, prevenuto, eccetera eccetera, è chiaro che la bellezza ci può passare davanti agli occhi, ma non la possiamo vedere né ora né. Ma soprattutto noi di noto certe volte ci scordiamo di quello che abbiamo in città. Sì. Bisogna guardare con gli occhi della bellezza e bisogna guardare con un animo più sereno. Sotto questo punto di vista, io alla prossima amministrazione darò tutto il contributo in termini di suggerimenti, anche ovviamente da opinionista, perché possano lavorare bene, possono lavorare per il bene della città, possono lavorare con grande serenità, quella serenità che non ho avuto io. Okay. Perché un giorno sì, un giorno no, mi hanno fatto andare in Procura della Repubblica a Siracusa, purtroppo gli è andata male.
però mi ci facevano andare tutti E i gli giorni. avvisi di garanzia? Sì, perché sotto questo punto di vista non doveva essere il 2021 come era previsto nel mio fine mandato, doveva essere ancora prima, perché ovviamente io dovevo essere colui il quale doveva essere cacciato in base alla legge Severino perché aver commesso dei reati. Purtroppo questi reati non c'erano. Si può essere onesti facendo politica, e pazienza per chi mi ha voluto cacciare con tutta una serie di situazioni, ma un giorno, se avrete la pazienza di ascoltarmi, vi posso anche raccontare come avvengono queste cose in maniera molto serena, senza nessun tipo di voglia di prendersi delle rivincite, ma raccontando quello che fanno le persone che magari sembrano persone per bene, sembrano persone affabili, gioiose, sorridenti, ma che dietro hanno veramente una seconda faccia, una seconda vita, che è quella ovviamente che a noi tutti non piace. In realtà le ho mentito, non era l'ultima domanda Era quella di penultima. prima, ma era la penultima. Oh, questa è la vera ultima domanda. I suoi obiettivi futuri? I miei obiettivi futuri. Domanda che ascolto almeno 5-6 volte al giorno. Ah, sì? Sì, Allora assolutamente. ci Da dispiace parte di essere tutti. scontati. No, non siete scontati perché Non sembra. rispondo una volta. Però risponderemo ai quando- nostri ascoltatori. Quando si intervista qualcuno, sempre con la metafora calcistica, che ovviamente a me piace molto, anche se gioco a tennis, ma nasco come calciatore e seguo il calcio, la metafora calcistica, quando tu parli con un giocatore, eccetera, poi alla fine gli dice: ma l'anno prossimo rimane al Milan o va in un'altra squadra, no? Cioè, gli chiedi sempre cosa farà l'anno successivo. È chiaro che ho accumulato un'esperienza importante, ho realizzato qualcosa di interessante in termini di comunità del Val di Noto. Sono per gli altri colleghi sindaci e molti dei comuni di questo sud-est della Sicilia un punto di riferimento, perché ha sempre lavorato per l'unione di tutti, ha lavorato per far comprendere unico questo territorio, ha lavorato molto per i siti UNESCO, quindi vorrei continuare ad essere a disposizione di questo territorio. Però grazie a Dio, io quando nel 2010 iniziai ad, come dire, avere questa sorta di intenzione di entrare in politica, non venivo ovviamente dal passeggio al corso, come si suol dire, non ero uno scappato di casa. Sì. Era uno che si era laureato, era uno che aveva fatto carriera nel suo lavoro e che occupava dei ruoli, che occupo attualmente il ruolo, sono un lavoratore dipendente di un istituto bancario, quindi ho il mio stipendio, il mio lavoro, quindi ho tutto ciò che mi serve per non elemosinare politica sotto questo punto di vista. Quindi, e nello stesso tempo avevo dimostrato che dove avevo come dire, avuto esperienze di vertice, di governo, avevo raggiunto obiettivi importanti. Non dimenticate che arrivai da presidente del Noto Calcio, preso in prima categoria insieme al mio amico Gianni Musso, portato in Serie D, per cui anche quella era come dire, un metterci la faccia, un fare strategie, un realizzare progetti, e portammo il Noto Calcio in Serie D. Quindi non, diciamo, la mia vita parla delle cose che ho fatto. E quando uno si approccia con delle persone che vogliono ricoprire ruoli, sarebbe opportuno dire: ma tu cosa hai fatto nella vita? Perché è una cosa che uno inizia, dico, io stamattina voglio fare il comandante dei carabinieri. Bene, ma l'hai fatto in militare? No. L'hai fatto in carabiniere? No. Però voglio fare il comandante. Beh, sicuramente potresti anche riuscire, ma ho qualche dubbio. Allora, sempre chiedersi qual è la storia delle persone e cosa hanno alle spalle, secondo me è una domanda che tutto sommato non è che fa male. Se tu a una persona che vuole essere, ti vuole rappresentare, gli dici: scusa, ma tu nella tua vita cosa hai fatto? Per avere fiducia in te, che dobbiamo conoscerci. Io voglio capire tu cosa hai fatto nella tua vita, quali risultati hai raggiunti nella tua vita privata, quali risultati hai raggiunti nel tuo lavoro, nel tuo tempo libero, nell'attività sociale, dove hai messo la faccia e questa faccia è stata gradita, cioè nei rapporti interpersonali o in qualcosa che ha una sua visibilità o un suo approccio pubblico? Io me la farei questa domanda, sicuramente. Assolutamente. E questo è Noi ce la importante, faremo. perché noi siamo la nostra storia. Quindi quello che abbiamo alle spalle è la costruzione, diciamo, le fondamenta di ciò che vorremmo costruire per il futuro. Se le fondamenta sono fragili o inesistenti, è chiaro che possiamo avere, come dire, la fortuna che non ci sono terremoti, ma se ci sarà una piccola scossetta siamo giù. E questo non ce lo possiamo permettere per una città come Noto, così importante. Per cui ci sono tante verità
E tutte le verità sono quelle che vengono dalle vostre domande, che sono le domande di giovani che si chiedono il perché delle cose, che vogliono conoscere, che vogliono sapere, che vogliono, come dire, capire cosa devono fare in futuro. E quindi i suoi progetti futuri quali saranno? Saranno quelli di mettermi a disposizione, spero sempre in politica, ma se la politica non ha bisogno di me, io non avrò bisogno della politica. Va bene. Quindi lo scopriremo in futuro. Solo vivendo. Esattamente. Va bene, con questo concludiamo. Grazie ai nostri ascoltatori. Grazie anche a lei. Grazie a voi. ci ha Grazie Per la a voi. grandissima questa disponibilità. Grazie a voi. E niente, ci vediamo ogni domenica alle 14. Ciao ragazzi.